Poi venite velocemente dalla parte di qua. Sì, beh, adesso fra 10 minuti arrivano. Giuseppe, giusto? 927 avanti. Siamo in posizione. K ha ricevuto 927. Benvenuti. Di fare qualche intervista. L'operazione fondamentalmente, oltre ad alcune attività preparatorie che sono state effettuate nei giorni passati, nelle settimane passate, si dividerà fondamentalmente in due momenti. Una prima fase di circa 4 ore, è un tempo stimato chiaramente per eccesso, durante la quale i miei uomini effettueranno il despolettamento, quindi la rimozione degli artifizi sensibili presenti ancora sull'ordigno, e poi una seconda fase in cui l'ordigno, o meglio la carica principale, verrà passata in consegna agli operatori della Marina. Buongiorno, sono il caporal maggiore caposcelto qualifica speciale Spadaro Giuseppe, mi trovo qui con il mio collega Roberto Giangreco. Ci troviamo a Mestre, dove abbiamo avuto un ritrovamento di una bomba d'aereo da 500 libbre americana. Abbiamo in atto una evacuazione di 3.500 persone e oggi despoletteremo questa bomba d'aereo, applicheremo le 2 chiavi a razzo che materialmente separeranno l'organo sensibile dalla bomba d'aereo. Termine necessità dello sgombero dei 1216 metri. La bomba si può ora montare. Per fortuna tutto è andato così come era stato pianificato, non vi sono stati problemi di sorta finora. Adesso l'ordigno verrà passato in consegna ai colleghi della Marina Militare per la successiva fase di trasporto in alto mare e di brillamento. Adesso noi abbiamo preso in consegna l'ordigno, l'abbiamo imbragato, verrà